Festa di Piazze 2024, la quarta edizione di questo evento che cerca di attrarre i cittadini negli spazi dove di solito non vanno, ovvero sono parcheggi, sono spazi nei quali l'aggregazione urbana è vietata a causa naturalmente della destinazione urbanistica che questi spazi hanno avuto. Iniziamo il racconto dell'edizione di quest'anno con Piazza Filippini, che in realtà è una piazza non nata urbanisticamente come piazza, ma il bombardamento dell'omonima chiesa, di questo enorme edificio religioso, ha fatto sì che dallo sgombero delle macerie si creasse un grande spazio e che nel corso degli anni è stato poi da sempre interpretato come una piazza e come un parcheggio. I fiori perché vogliamo che queste piazze siano anche colorate dalla natura, una natura che arriva, una natura che però ci aiuta, perché sono fiori che vengono venduti per raccogliere fondi per il restauro delle pescherie. E poi anche questa sera e in tutte le serate di questa stagione avremo un servizio legato appunto alla somministrazione di bevande e di cibo. Questa sera abbiamo una fantastica produzione di birra artigianale, locale, biologica, quindi ce n'è per tutti i gusti. Solo vi aspettiamo, i mantovani sono i graditi ospiti e protagonisti di Festa di Piazze. Privato in un sol colpo della vita e del carro, con la chioma rutilante per la fiamma che la divora, precipita nel vuoto, lasciando una lunga scia, come talvolta fanno nel cielo sereno le stelle cadenti. Viene raccolto in terra straniera, lontana da quella dove era nato dal grande Eridano, il fiume Eridano. Qui giace Fetonte, aurica del cocchio paterno. Non riuscì a guidarlo e cadde. Osò tuttavia una grande impresa. Questa sera in Piazza Filippini avremo due attori importanti della nostra città, Raffaella Tagliata e Federica Restani, Ars e la compagnia, che si dedicheranno alle metamorfosi, e a seguire invece il complesso jazz guidato da Igor Palmieri, che farà un grande omaggio a Chet Baker. Come direttore stasera presenterò un po' quella che è la realtà del Conservatorio Mantovano, che come diceva ha una storia già prestigiosa alle spalle ed è un punto di riferimento anche culturale importante, perché appunto nella vita musicale della città è presente con molte iniziative e con molte rassegne musicali e concerti. Quindi per noi il rapporto con la città è fondamentale, proprio ci dà quella spinta e quella linfa vitale per andare avanti. Quindi ecco, dal punto di vista didattico il nostro impegno è veramente importante, anche con l'organizzazione di masterclass, laboratori, seminari, e devo dire che i risultati spesso si fanno vedere, nel senso che abbiamo diversi allievi che poi risultano vincitori di concorsi. Questo è dovuto, devo dire, anche all'eccellente qualità di parecchi insegnanti e docenti del Conservatorio.